Siamo con Gianni Poco, allenatore del Gonone. Oggi nell'anticipo fermato da questo Supramonte 1-1. Gianni, iniziamo con la partita. Il primo tempo avete trovato grandi difficoltà nel trovare spazi. Nel secondo tempo vi ha svegliato quel gol del Supramonte. Il primo tempo loro erano molto indietro col baricentro basso. Avevamo la metacampo difensiva libera, non riuscivamo quindi a creare spazi in fase offensiva, erano molto corti, stavano in 11 dietro la linea della palla, è stato difficile creare alcune trame, anche se un paio di azioni con Franco Bacchitta e con Giovanni Sedda siamo riusciti pure a crearne. Poi nel secondo tempo un po' meglio, le squadre sono allungate, avevamo più di spazio, purtroppo peccato per l'espulsione di Calvia, ingiusta sicuramente, che ha poi anche incasinato un po' l'arbitro, era veramente allo sbando dopo, quindi la partita è stata un po' confusionale, abbiamo rischiato anche di vincerla. Ecco, voi siete una squadra che gioca molto in verticale, puntando ovviamente sui giocatori con caratteristiche offensive che sono tantissimi, Oltre Pinti, Bacchitta, Calvia, lo stesso Sedda, insomma una squadra che gioca a trazione anteriore, lo dimostra il fatto che poi a centrocampo avete Brau, che è un giocatore che ha sempre giocato davanti. Sì, Eugenio oggi è stato adattato come mediano perché mi mancavano sia Satta che Manni e quindi è andato anche abbastanza bene, mi sa che devo anche riproporlo. Ecco, lotta per il campionato, la Folgore davanti, voi Biti, insomma anche Benetutti, ci sono tante squadre che possono dare fastidio. La Folgore sicuramente è avvantaggiata ed è forse anche la più completa in tutti i reparti. Il Benetutti non è da sottovalutare perché secondo me può uscire subito dietro la Folgore, sono veramente completi, ora con Antonio Lai che è un grandissimo giocatore, si sono veramente rinforzati, infatti lo dimostra il fatto che sono a 2 punti da noi potenzialmente. Benissimo Gianni, ti ringraziamo, in bocca al lupo a te al Gonone per questo finale di stagione. Crepi il lupo, grazie. Ciao.